Una lingua che fluisce, prospera e si evolve, come il corso del Piave e del Livenza, i fiumi che attraversano le terre in cui è parlata. Arginarla e codificarla è stata un'impresa lunga una vita, ma finalmente qualche mese fa, grazie agli studi e alla determinazione di Egidio Bergamo, ha visto la luce il vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesole, del bacino del Piave e del Livenza, presentato recentemente al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, durante un incontro promosso dall'Associazione Amici di Giorgio Lago in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Castelfranco, il patrocinio della Proloco e dei Lions Club e del Rotary. L'appuntamento è stato fortemente voluto dall'Associazione Amici di Giorgio Lago perché, come ricorda il vicepresidente Francesco Chiavacci Lago, Egidio Bergamo, oltre ad essere stato bibliotecario del comune di Jesolo, corrispondente del Gazzettino e instancabile studioso, fu anche grande amico del padre Giorgio, offrendo all'indomani della sua morte un contributo fondamentale insieme all'allora sindaco, oggi assessore regionale Francesco Calzavara, per la nascita del premio Giorgio Lago. Francesco Chiavacci Lago, allora, è un altro appuntamento sul solco, insomma, di tutto quello che ha lasciato suo padre. Perché è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è importante perché per 2 motivi. Primo, per sottolineare ancora una volta la grandissima amicizia che lo legava a Egidio Bergamo e che lega noi, tutta la famiglia, tutta l'associazione Egidio, perché a quest'opera incredibile ha partecipato poi anche persone che fanno parte della vita di mio papà, vita lavorativa, come Francesco Iori, che adesso è parte del direttivo dell'associazione, come Vittorio Pierobon, ex collaboratore ai tempi del Gazzettino di mio papà, e perché soprattutto quest'opera è una pietra miliare che resterà non solo a disposizione nostra, ma anche delle future generazioni, perché questi 70 anni di lavoro di Egidio noi riteniamo che siano veramente un tributo a tutto quello che è la cultura contadina, la cultura del dialetto, ehm, una cultura a cui mio padre ci teneva tantissimo. Lui diceva che era una cultura luminosa come una cometa che però si sta perdendo all'orizzonte e non si può perdere secoli di cultura così importante in questo territorio, non solo in un battibaleno in 20, 30 anni. Quindi questa è una pietra miliare che resterà. È quasi un'opera da Guinness. Sicuramente, cioè 3 volumi, 2600 pagine. Egidio ha fatto un lavoro incredibile. Io so che ne parleremo durante la presentazione, insomma mio papà gli diceva: "Egidio, taglia e pubblica". Lui è stato caparibio, non ha tagliato, ha continuato fino a quando quello che lui aveva in mente si è concretizzato e finalmente è a nostra disposizione e sarà a disposizione anche delle biblioteche a cui l'associazione ha deciso di regalarlo. L'abbiamo donato l'altro giorno alla Biblioteca Comunale di Treviso e quest'oggi verrà donato alla Biblioteca Comunale di Castelfranco. E poi c'è anche la bellezza, no, del fatto che suo padre resta un ponte, con il passato, ma anche attraverso il futuro. Pochi giorni fa avete premiato i nuovi talenti del giornalismo e questo consola un po' tutti noi, no, vedere che ci sono ragazzi che ancora hanno voglia di capire come funziona il mondo, che magari non si accontentano di farsi raccontare le cose, ma, approfondiscono, tengono la barra dritta, sono coerenti, un po' com'era suo padre. Sì, questo il premio Juniores, a cui noi teniamo moltissimo, è nato tra l'altro proprio qui, a Castelfranco, abbinato al premio Giorgio Lago principale nel 2013, poi era nato un po' in sordina, poi nel 2019-20 abbiamo deciso di investire come associazione tutti gli sforzi su questo premio, che è stato penalizzato i primi 3 anni dal Covid, perché i ragazzi o stavano a casa o in DAD, erano molto lontani, poco coinvolti. Già da quest'anno che siamo riusciti a avere un'annata scolastica quasi, normale, i risultati si sono visti, sia a livello di partecipazione, sia a livello soprattutto di qualità degli elaborati. E da quest'anno, da ottobre, riprenderemo a fare le lezioni nelle scuole finalmente e sicuramente ci sarà ancor maggiore coinvolgimento dei ragazzi, che devo dire non ci deludono mai perché son
veramente bravi e molto più bravi di quello che si pensa. Il vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave e del Livenza è frutto di 70 anni di ricerca e si articola in 3 volumi per un totale di 2600 pagine. Vi sono contenuti 17.500 lemmi, di cui 10.357 corredati di testo ed etimologia, 26.370 esempi dell'uso dei lemmi, 5.193 ricordi legati alle parole, 3.075 proverbi e ben 406 racconti in lingua dedicati a storie che narrano la civiltà contadina e personaggi locali. A ciò si aggiungono 3 appendici: alla lingua del Piave, all'etnografia, con una galleria di foto d'epoca che raccontano la storia universale del contadino e dell'arte, con una ricca raccolta di immagini dei quadri di Cesco Magnolato, pittore, incisore espressionista, che ha immortalato la storia contadina del Novecento. Egidio Bergamo, un'opera che ha accompagnato praticamente tutta la sua vita. Per 80 anni io ho ricevuto un grande dono il 28 novembre scorso e ho avuto il 92esimo anno. E da dove parte? Se lei dovesse raccontare quest'opera, i primi ricordi del suo lavoro per costruirla, a quando risalgono? Io avevo 15 anni, ero in quinta ginnasio e avevo dei professori formidabili, bravissimi. Quando si trovavano tra loro parlavano il greco antico oppure parlavano lingue, eccetera, ma anche e soprattutto mi scusi adesso. Vada pure, tranquillo. Quindi questi professori parlavano il greco antico, diciamo in classe. In classe e il E quando uscivano dalla in classe? classe parlavano il dialetto, esclusivamente il veneziano, quel veneziano della Repubblica. E lei capiva cosa dicevano? Sì, parlavano di tutto, parlavano della famiglia, parlavano delle classi, parlavano dei programmi, tutto in veneziano. Allora io mi sono chiesto perché parlano il veneziano e l'ho chiesto a loro, a uno dei professori, no? E ho chiesto: professore, perché voi quando uscite dalle aule della scuola parlate in veneziano, nel dialetto? E lui dice: perché eravamo amici, andavamo a scuola assieme, abbiamo fatto il classico assieme, eccetera. Dico: professore, non capisco, secondo me è un'altra cosa. E lui mi fa: sì, io so che Egidio, a Egidio non mancano la fantasia, non manca la fantasia. E allora dopo 2 o 3 giorni ho detto: professore, avrei trovato una via di uscita diversa dalla sua, la vuole ascoltare? Oh, come no, dimmelo. Dico: perché per conoscere il latino classico, per parlare il greco antico, dico bisogna leggere, bisogna mettere in moto la memoria, eccetera, no? Mentre per il dialetto non occorre tutto questo meccanismo. Perché? Perché si parla il dialetto in quanto il dialetto è iniettato dal latte della mamma. Senta, ma lei pensava che la produzione sarebbe stata, diciamo così, vasta? Ecco, così. Allora il professore è rimasto, ha detto: ma tu hai ragione, ma come hai fatto? Allora chiama un suo collega, un altro, dice: senti cosa ha detto Egidio. Come ha fatto? Non so. La sua domanda invece adesso, no? Cioè voglio dire,
mi hanno dato una soddisfazione enorme. Certo, No? certo. Io che venivo fuori da una famiglia di contadini, io che ho fatto il contadino durante le elementari, aiutavo, ma facevo anche mungevo per esempio le mucche, per esempio, no, vabbè. Comunque, lei mi ha fatto una domanda. Sì, dicevo, no, lei aveva in mente, cioè si sarebbe aspettato una vastità di questo tipo, no, perché è un'opera davvero importante, Sì, quasi da Guinness dei sì, primati. sì. Io le dico questo: mi sono accorto che stavo iniziando un'avventura, una grande avventura, ma non avrei mai immaginato di impiegare 80 anni di studi e di ricerche e 40 anni soltanto per la stesura. Questo non avrei mai immaginato, ma sapevo che iniziava per me una grande Avventura. avventura, una grande avventura. Sì. E le avventure si conoscono quando iniziano, si sa quando iniziano, ma non si sa quando terminano. E io non sapevo che avrebbero terminato dopo 80 anni. Senta invece il suo incontro con Giorgio Lago, e che cosa può raccontare di lui a chi magari non ha avuto la fortuna di conoscerlo? Giorgio Lago io l'ho conosciuto quando lavoravo al Pio X come prefetto, come assistente al Pio X di Treviso, no, e l'ho conosciuto quando andava che faceva il classico a Treviso. E ci parlavamo: "Ciao, ciao, ciao, ciao". Dopo me lo vedo a Jesolo. E dice: "Ma tu sei jesolano?" Io: "Sì". E siamo diventati amici perché lui da bambino e tutti gli anni veniva a trascorrere le estati a Jesolo assieme alla famiglia ed era diventato jesolano come, mentalità, gli piaceva un mondo, il mare, eccetera, eccetera. E ci incontravamo alla sera, o anche nell'immediato dopo pranzo di mezzogiorno al, bar centrale di Santin a Jesolo, di Fabio Santin e di Gino Santin. E lì trovavamo personaggi, alti personaggi del calcio. Tipo? Tipo per esempio, ehm, il adesso mi Non si sfugge. ricorda. Ma No, e no, poi quindi n siete diventati amici? amici anche perché, io avevo ormai deciso di fare il bibliotecario, eccetera, no, e lui veniva, per esempio mi veniva a chiamare se andavo a cena assieme a lui da un nostro amico comune a Jesolo Paese, e lui si entusiasmava quando io, non so, prospettavo, dei progetti, sulla cultura, progetti, ero contro la burocrazia, eccetera. Avevamo delle linee In comune. in comune. Senta, secondo lei che cosa direbbe adesso, insomma, che la sua opera è stata conclusa? Lui quando ha visto per la prima volta le 3 prime copie ha detto: "Esilio, ma quest'opera qui è la la ehm, aspetta, quest'opera è". Eh? L'albero degli zoccoli? L'albero degli zoccoli, esatto, è la memoria, è l'albero degli zoccoli del Piave, non mi ha detto del Basso Piave.
L'albero del gioco del Piave. Quando ho sentito questo mi sono entusiasmato, ho detto: "Ma se tu mi dici questo, vuol dire che c'è qualcosa che va". Eh, Scusi, e la fermo perché mi sta venendo, mi scusi perché a tenerle o sì, in ma no, eh, no, no, perché abbiamo già fatto 10 sì, sì, minuti, quindi poi comunque sento anche poi ascolterò quello che dice, metto assieme sì. le cose, se non mi dispiace. Lo so, quando, mi ha portato al Gazzettino, lui gli piacevano i miei pezzi perché non erano tanto il raccontino della signora Badia che cade, che si è fatta male era invece una scrittura politica, Certo, era una umana, specie di analisi insomma. umana. Allora, un'opera, quasi monumentale, no, da Guinness dei primati che è importante perché? È importante perché dà, un contributo operativo e non solo a parole e vorrei dire a chiacchiere, alla, riscoperta, alla tutela, alla valorizzazione del dialetto, che è un compito tanto più importante oggi in cui, la lingua noi sappiamo che la lingua è qualcosa sempre in trasformazione, però l'italiano in particolare è oggi inquinato da, neologismi, da, invasioni inglesi non sempre felici, e si è perso anche il gusto del linguaggio. Quindi, andare dentro, il linguaggio a riscoprire il dialetto è un'opera meritoria. Questo vale per il Veneto, ma vale per tutta Italia, perché i dialetti italiani hanno una tradizione, una storia, una bellezza incontestabili. E poi quest'opera insegna anche la perseveranza, no? Soprattutto la perseveranza, perché è una cosa che appartiene al DNA dei veneti e che, le cose vere costano fatica, bisogna impegnarsi, ci bisogna lavorare dentro. Ora, non c'è dubbio che Egidio Bergamo c'ha speso la fatica di un'intera esistenza, perché in realtà questo suo dizionario comincia prima che prenda in mano la penna e scriva la prima lettera, e inizia dall'infanzia, inizia da questo amore per il dialetto che poi lui, riversa in quest'opera davvero monumentale. Cosa direbbe Giorgio Lago? Beh, Giorgio Lago, ne sarebbe ultra felice perché, Giorgio era un cultore del dialetto. Lui sul lavoro o quando poteva parlava in dialetto, ma non lo faceva per ostentazione, ma perché lo riteneva una sorta di linguaggio dell'anima. Giorgio era della sinistra Piave e se ne vantava, era di razza Piave e se ne vantava, e per lui quindi il dialetto era il modo di comunicare un patrimonio di valori.